Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho soltanto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo retto la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia, chi oserà venire a contesa con me. Affrontiamoci. Chi mi accusa si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola Dio. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui l'ho invocato. Mi stringevano furie di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli, ero un misero ed egli mi ha salvato. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano,
Signore, nel nostro cammino di aver scoperto il Signore Gesù, di averlo scoperto come il Messia, come il Cristo, come la speranza dell'umanità, come il Figlio di Dio, come colui che dà senso e significato alle nostre esistenze. E questo potrebbe sembrarci essere il punto d'arrivo più importante. È certamente fondamentale la scelta della fede, aver scoperto Cristo, averlo professato nel nostro credo, come nella vita della comunità cristiana noi facciamo. Ogni domenica professiamo la fede. Questo però non basta. Nel Vangelo l'Apostolo Pietro, alla domanda di Gesù, voi che dite che io sia, manifesta di aver scoperto che Gesù è il Cristo. Pietro è stato insieme a quell'uomo, ha visto come dormiva, ha visto come mangiava, come si comportava con le persone, ne ha fatto esperienze e ha capito, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Però poi quando Gesù parla di un percorso diverso da quello che era l'ideale di Messia, quello di un Messia liberatore, di un Messia condottiero, di un re potente. Invece Gesù inizia a dire: il Figlio dell'uomo sarà perseguitato, non sarà accettato, sarà disprezzato, infine sarà catturato, flagellato, sarà sputato, sarà crocifisso, morirà, per poi risorgere il terzo giorno. Ecco, Pietro, seppure aveva manifestato la sua fede, Pietro di fronte a queste parole di Gesù ha tutta un'altra idea e vuole dire lui a Gesù come si fa il Messia. Addirittura vuole dire lui a Dio, al Figlio di Dio, come si fa Dio. Questo è quello che molto spesso facciamo anche noi. Abbiamo scoperto, sì, che Gesù è il Figlio di Dio, lo abbiamo anche professato nella fede, lo facciamo ogni domenica, però poi vogliamo dire noi a Gesù come si fa, come si deve vivere, come bisogna prendere il potere in questo mondo, come noi vogliamo gestire la nostra vita secondo i nostri schemi di successo, di realizzazione, secondo i nostri schemi di forza. E allora Gesù fa qualcosa di tremendo, di veramente tremendo. Rimprovera Pietro e dice: vai dietro me, Satana, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Tremendo. Pietro ha professato la fede e Gesù poi lo chiama Satana. Mi sei di scandalo. Vuoi compiere la tua opera, non quella di Dio.
Gesù ricorda a Pietro la prima chiamata: seguimi, mettiti dietro di me. Tu non sei il maestro, tu non sei Dio. Tu, se mi vuoi seguire, devi fare come faccio io. Allora qui si innesca una logica che è totalmente capovolta rispetto alla nostra logica umana. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinneghi se stesso. Questo è tutto il senso dell'aver scoperto Gesù Cristo. Non solo dire Signore io credo, non solo dire tutte le formule di preghiera che vogliamo, ma rinnega te stesso, cioè lascia perdere il tuo modo di pensare e prendi il modo di pensare di Cristo. Questa è la vera conversione. È qualcosa di rivoluzionario. Questo è davvero rivoluzionario. Quando invece di scegliere strade di potere umano, di forza, di orgoglio, di uno contro l'altro, quando invece di scegliere strade di decisioni, di realizzazione personale, scegliamo di seguire il Maestro, rinnegando noi stessi, prendendo la croce, quella croce che è scandalo, perché è dolore, è sofferenza, sacrificio, umiliazione, persecuzione, tutta quella strada che Gesù ha percorso, quella siamo chiamati a percorrere anche noi se vogliamo essere Suoi veri discepoli. Ed è lì, nella croce, che noi scopriamo l'amore vero e scopriamo ciò che cambia l'umanità. Non i potenti di questo mondo, non i nostri momenti di potere, dove io te ne faccio vedere 4, dove io ti distruggo, anche se non a forza di colpi ma a forza di parole. Non è lì che si cambia il mondo, ma nell'offerta della nostra vita. Ed è bello oggi che la coincidenza di questo Vangelo capiti con la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata. Stava la madre sotto la croce del suo figlio, e dove altro poteva stare? Sotto la croce del suo figlio. Fin dal primo momento Maria è stata con lui, non lo ha lasciato mai e lo ha seguito. Lei sì, era discepola, fin sotto la croce del suo figlio, fino a che quella spada non trafiggesse la sua anima, il suo cuore immacolato. Ed è lì che Gesù ce la dona come madre, perché anche noi possiamo seguire questa strada. Perché come Gesù ha preso la nostra natura umana dal grembo di Maria, noi prendessimo la sua natura divina nel grembo di Maria. Ecco tua madre, ecco tuo figlio, dice Gesù al discepolo amato. E il discepolo l'ha preso con sé. E il discepolo diventa capace di offrire la sua vita come Maria, diventa capace di generare vita
La maturità cristiana non è quella di dire io decido da solo, io decido di me, io sono autonomo, autoreferenziale. La maturità della vita cristiana, la santità è l'offerta di se stessi sulla croce con Cristo come Maria. Questa è la strada che dobbiamo seguire. Che la Vergine Addolorata ci aiuti a camminare, a raggiungere questa pienezza, questo grado di santità. Ci fa paura pensare che dobbiamo essere santi. In questi anni che sono stato qua, dietro l'altare, c'è una nicchia vuota. E in questi anni pensavo, ma che santo ci potrei mettere là? Quale santo potrei acquistare? C'era San Raffaele un tempo in parrocchia, ho detto magari compriamo la statua di San Raffaele e la mettiamo in questa nicchia vuota, che sembra così scarsa, anche crepata, ci sono dei calcinacci caduti in quella nicchia. E questi giorni ho realizzato che quella nicchia deve stare vuota, perché è il posto che noi dobbiamo occupare, è il posto che tutti siamo chiamati a raggiungere, la santità, non per essere santi da nicchia chiusi in una vetrina, per essere modelli di vita cristiana, per essere altri Gesù Cristo, perché la vita cristiana è diventare altri Cristi. Come ci dice San Paolo, non sono più io a vivere, ma è Cristo che vive in me. Ecco, questo è l'augurio che in questa umilia vi lascio, che possiate occupare voi quella nicchia vuota, che possiate raggiungere la santità, ma passando come Maria dalla croce di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. È un momento culmine della nostra partecipazione al sacrificio di Cristo. Signore, le ostie e il vino che ti portiamo all'altare sono simboli del nostro impegno e del nostro sacrificio e con gioia li offriamo a te perché tu, trasformandoli nel tuo corpo e nel tuo sangue, ce li ridoni nell'Eucaristia come sorgenti di amore e di comunione. Il cero acceso, la fiamma di questo cero rappresenta la luce di Cristo risorto, è segno della fede di ogni credente e del cammino vocazionale di Don Alberto. Lasciamoci illuminare per poter testimoniare al mondo la presenza del Cristo e la gioia della risurrezione. Stola, oggi in questo momento così importante per la comunità parrocchiale portiamo all'altare la stola mariana, segno della consacrazione sacerdotale all'amore e al servizio. Offrendo questa stola vogliamo affidare Don Alberto alla cura materna di Maria, da lui tanto amata e invocata. I sorrisi, ti offriamo i sorrisi di questi bambini, gli stessi sorrisi che in questi anni hanno illuminato i nostri volti, grazie alla presenza gioiosa di Don Alberto. Le mani, ti offriamo Signore queste mani, simbolo di amicizia e di aiuto. Oh Signore, che Don Alberto possa trovare delle persone amiche che lo aiutino e lo sostengano nella sua nuova missione. Pallone, simbolo di
come i girasoli si rivolgono sempre verso il sole, così il tuo cuore sempre sia rivolto al Signore. Prendere
Quando lei è arrivata a Torino, eravamo curiosi di vedere come sarebbe stata la convivenza con lei, sacerdote giovane, dopo 10 anni passati con sacerdote di una certa età e con idee un po' diverse. Ma con l'aiuto di Dio è andato tutto bene e ci siamo capiti a vicenda. Quando ci ha detto del suo trasferimento, siamo rimasti delusi e dispiaciuti. Ma purtroppo ognuno di noi deve seguire la sua strada e accettare quelli che ci ordinano. Siamo contenti che va a stare vicino ai suoi e lì si troverà bene. Noi pregheremo Dio, la Madonna, i santi e gli angeli che l'aiutino a lei e lei possa seguire la sua missione pastorale per tanti lunghissimi anni. Anche lei preghi per tutti noi e che Dio e la Madonna ci facciano camminare nella giusta via con tanta fede, amore, pace e unione fraterna. La ringraziamo di tutto quello che ha fatto per noi. Ha fatto riavvicinare i ragazzi e i giovani a Dio e alla Chiesa, aiutandoli con l'oratorio, il GRES, gitte e tante altre cose. La ringraziamo per quello che ha fatto per gli anziani, visitandoli, confessandoli, dando la comunione e incoraggiandoli. Per ciò che ha fatto per quelli che vivono soli o marginati, incoraggiandoli ad avere fiducia in Dio e nella vita. Quando sapeva di quanti ricoveri all'ospedale, sia a Ischia che a Cagliari, lei andava a trovarlo e quando era grave riusciva a confessarlo e a darle l'estrema unzione. Io le faccio un ringraziamento particolare nell'ultimo mese di vita di mia moglie. Veniva a casa tutti i giorni per confortare lei, a me e ai miei figli. Grazie a Dio. Noi confratelli la ringraziamo di averci sopportato per quasi 6 anni. Ci perdoni se qualche volta abbiamo sbagliato, ma siamo ancora ragazzi e col tempo miglioreremo. La ringraziamo per come ha trasformato la casa parrocchiale. Prima era una catapecchia, ora è un gioiello. Di quello che ha fatto l'oratorio, il riscaldamento, rinnovato il cortile e tante altre cose, e dei santi che ha restaurato, e dei soldi che ha raccolto per rinnovare il teatro. La ringraziamo perché non solo ha mantenuto le nostre tradizioni e le nostre usanze, ma le ha arricchite e migliorate sia nelle processioni, funerali e tante manifestazioni. La ringraziamo per le belle prediche che ci ha fatto, con belle parole educative e cristiane, ma a volte troppo lunghe. Ma ha trovato i umoristi preparati da quando c'era Gigi, che faceva le prediche di 20 minuti, anche di mezz'ora, e molte persone si addormentavano e si svegliavano per prendere la comunione. Un grande ringraziamento lo facciamo ai suoi genitori che l'hanno fatto nascere lei e di avercelo prestato per quasi 6 anni e di come hanno saputo convivere con tutti noi resti. Sono delle persone brave e squisite. Preghiamo che il Signor Dio li conservi a lungo in salute. Non almeno, ci mancherà tanto. Venga spesso a trovarci, l'accoglieremo sempre con tanto affetto e a braccia aperte. Coraggio, che Dio e la Madonna l'aiutino sempre e da parte nostra le diciamo buona fortuna. Mi raccomando, trattate bene questo giovane parroco. Mi sembra che a distanza di quasi 6 anni di permanenza nella nostra comunità abbiamo rispettato la sua volontà. Non posso neanche non ricordare i primi giorni del suo insediamento, il 1 dicembre,
quando ci chiamò a me e al vice sindaco presso la canonica e abbiamo visto e sentito il concerto delle bacinette che gocciolavano nella soffitta. Ci siamo adoperati sin dal primo giorno. Nella sua persona ho pensato da parte sua, ma dove mi hanno mandato? Una casa fredda, priva del riscaldamento e più giunta, che gocciolava acqua da tutte le parti. Ci siamo adeguati immediatamente per far sì che la canonica venisse sistemata e così avvenuto. Hai dimostrato da subito di avere le idee chiare e di avere presente la via da seguire. È passato del tempo e si è realizzato l'oratorio. Ti ha dato modo di studiare la comunità e di capire i vizi e virtù. Hai saputo chiedere e ottenere l'aiuto di tutti i loresi che hanno condiviso la tua visione dell'agire. Molti hanno così scoperto il piacere di sentirsi parte attiva della Chiesa. Questo ha favorito la creazione di una parrocchia viva, ricca e piena di dentro. Per questa e per tante altre ragioni ti dico grazie a nome mio e tutta la comunità norrese. L'intera comunità norrese oggi si stringe attorno a te con un grandissimo abbraccio. La comunità vuole salutare un ottimo sacerdote, ma altrettanto un ottimo cittadino. Sono certo che siamo certi che sarà così anche nella comunità pastorale e civile di Serrenti, dove sei chiamato a servire. Quello che ti rivolgo dunque è un arrivederci. Per fortuna la tua destinazione, come dicevo, non è lontana, ma consentimi di lasciare solo una sola richiesta. Le tue preghiere continua a ricordarti della comunità norrese e noi faremo altrettanto. Grazie, buon cammino e buon proseguo. Caro Don Alberto, sembra ieri quando è cominciato questa avventura. Già, il 14 dicembre del 2012. Ma il tempo è volato, è passato troppo in fretta. È impossibile racchiudere in poche parole l'esperienza vissuta a fianco di una persona. A maggior ragione quando si tratta di un sacerdote, del nostro sacerdote, nel quale ognuno di noi ha trovato una guida, un padre, un amico e un fratello. Sei stato un punto di riferimento e un modello per tutti, quel lievito capace di far fermentare nel nostro cuore la fede, la solidarietà, la condivisione, spargendo attorno il buon profumo di Cristo con scintille d'amore. Hai sempre cercato di creare una grande famiglia di amici, di costruire, mattone dopo mattone, quei valori che rendono importante la vita di un buon cristiano. Hai trasmesso l'amore per i più deboli, gli anziani, gli emarginati e i malati, a cui hai sempre dedicato tanto tempo, amore e preghiere. Sei riuscito a creare lo spazio per i giovani, i ragazzi e i bambini con i vari gesti nell'oratorio estivo. Hai trasmesso loro l'amore per Gesù e la Madonna, facendo capire che per trovare la vera felicità bisogna affidarsi a loro totalmente. Tante cose sono successe, belle e meno belle, delusioni, invidia, tradimenti, gelosia, ma anche tanto e tanto amore, affetto e stima reciproca. Ci hai sempre detto che il diavolo impera dove c'è Maria e che comunque il bene avrebbe sempre trionfato. Già, il tuo amore
perché hai saputo responsabilizzarci senza importi, non con autorità ma con autorevolezza. Grazie perché nel silenzio, con generosità e delicata discrezione, col tuo fare schivo e riservato, ci hai regalato tante emozioni e attenzioni spesso nascoste. Tu ci hai messo il cuore spiritualmente e possiamo dire anche materialmente. Cosa dirti se non un grazie che parte dal nostro cuore, con la speranza che tu possa sentire il forte abbraccio che di noi tutti attorno a te si stringe. Prega per noi pregheremo per te e per la tua nuova missione, e nel nome del Signore saremo sempre uniti. Con affetto, i tuoi parrocchiani. Cari impresi, perché è così che vi piace essere chiamati, impresi. So quanto orgoglio, quanto amore avete di questo paese. È arrivato il momento di salutarci. Lunedì scorso i ragazzi dell'oratorio hanno voluto salutarmi con un momento di festa. Contemporaneamente insieme abbiamo fatto gli auguri a Paolo per il suo ingresso prossimo in seminario e mi è stata chiesta una frase data da dedicare a Paolo e subito il mio pensiero è andato a queste parole di Gesù: chiunque avrà lasciato casa, fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Mentre insieme guardavamo un video da loro preparato con le foto della mia permanenza qui tra voi, pensavo quanta ricchezza, quanta bellezza che ho ricevuto in questi anni. Ad oggi sono 12 anni che sono stato consacrato sacerdote e 6 di questi, la metà, li ho trascorsi qui tra voi. Ecco, voi siete stati il mio centuplo in questi anni, in case, fratelli, sorelle, figli e tutto ciò che in questi anni siete stati per me. In questi 12 anni e anche in questi 6 anni ci sono stati anche momenti difficili, ma non mi sono mai pentito di essere prete. Il Signore è fedele e moltiplica 100 volte quello che lasciamo per Lui e che doniamo agli altri. Salutarsi non è facile. In questi ultimi giorni ho avuto la tentazione di concentrarmi sulle cose negative, sui miei sbagli, sulle mie negligenze, sui rapporti difficili con le persone. Poi però ho pensato alla ricchezza dei momenti vissuti qui con voi, alle persone belle che ho incontrato, alla grazia di Dio che ho amministrato, a quanto sono cresciuto e non soltanto di stazza, e a quanto sia straordinario essere cristiano e sacerdote. Allora anche i fatti negativi e difficili vissuti con fede diventano importanti. Per questo non trovo difficoltà a chiedervi perdono per le mie mancanze nei vostri confronti e per tutte le volte in cui invece di avvicinarvi a Dio vi ho allontanato. Chiedo perdono a quanti si sono sentiti offesi dalla mia persona, dal mio modo di essere e di comportarmi. Allo stesso tempo perdono quanti mi hanno offeso consapevolmente o inconsapevolmente. Il perdono che il Signore ci ha lasciato ci libera da tutti i pesi e spero di poter andare via da qui libero, dando e ricevendo il vostro perdono. Sono stati tanti i momenti vissuti insieme. Mi piace ricordare prima di tutto i bei momenti vissuti in occasione dell'amministrazione dei sacramenti,
questi e per tutti gli altri eventi in cui la comunità si è incontrata qui in parrocchia e ha condiviso la fede e la vita, sento la necessità di ringraziare quanti più da vicino mi sono stati accanto come collaboratori e quanti con amicizia mi hanno sostenuto in questi 6 anni e quanti con la loro partecipazione e fede hanno risposto alle iniziative da me proposte. Devo ringraziare in special modo le suore missionarie dell'Incarnazione. Sono state per me degli angeli mandati da Dio a servirmi e a servirci tutti nella comunità. Come sorelle si sono prese cura di me in 1000 maniere e soprattutto la loro preghiera e la loro testimonianza sono state fondamentali per il mio ministero. Sorelle care, Dio vi conservi la fede grande che avete, il vostro spirito di sacrificio e l'amore con cui ci edificate. Il mio grazie va a voi, ai collaboratori più stretti della comunità. Siete spesso criticati, incompresi per il tempo che date alla parrocchia, ma avete in Dio la ragione del vostro operare. Un grazie va a quello che potremmo chiamare il gruppo del Rosario quotidiano, quelle persone che con perseveranza sono state sempre presenti e hanno sostenuto con la preghiera la vita della comunità. Sappiatelo, siete voi il motore della comunità. Continuate a pregare con insistenza perché molti possano conoscere l'amore di Dio. Con voi ringrazio e ricordo gli ammalati che ho cercato di curare spiritualmente e che con la loro sofferenza sono di esempio a tutti noi della fede. A loro vanno le mie scuse per averli spesso trascurati, ma mai nella mia preghiera. Un grande grazie va al gruppo Santa Marta, che con generosità si è speso per tenere sempre belle, accoglienti e decorose le nostre chiese, sia la parrocchia sia la chiesa di Santa Rosa. Grazie per il vostro lavoro nascosto e grazie anche per quanto avete fatto per me come parroco e a titolo personale, come fratelli e sorelle. Un grazie particolare, lo dico per la signorina Rosa Pizzaris, che oltre a confezionare le ostie è stata di grande aiuto anche per la contabilità della parrocchia. Grazie ai catechisti, grazie per la vostra pazienza con i bambini e a volte anche con il parroco. Continuate con gioia ed entusiasmo l'importantissima missione che il Signore vi ha affidato. Grazie alle responsabili dell'oratorio e a tutti i ragazzi animatori. Grazie per la gioia che avete trasmesso ai più piccoli e anche a me. Sull'esempio di San Giovanni Bosco continuate questa fantastica esperienza. Grazie ai bambini del catechismo e dell'oratorio, speranza e futuro della comunità. Cari piccoli fratellini, continuate a crescere nella gioia e insieme presi per mano da Gesù. Grazie al coro parrocchiale Sant'Agostino, che tante volte mi ha aiutato a vivere meglio la Santa Messa. Grazie perché alle mie richieste, a volte un po' troppo impegnative, non avete mai detto no. Grazie alla confraternita del Santissimo Rosario. Carissimi confratelli, continuate con l'allegria che vi contraddistingue a onorare la Vergine Santa. Grazie per tutto il vostro grande aiuto. Un ringraziamento sincero va all'amministrazione comunale, con la quale ho avuto sempre un rapporto trasparente e un sostegno vicendevole in tutte le iniziative svolte per il bene comune. Grazie al signor Sindaco,
le sue parole e per il riguardo che ha sempre avuto nei miei confronti. Grazie alla Proloco per la collaborazione in tanti momenti comunitari, pellegrinaggio e qui in paese. Ringrazio e saluto anche tutte le associazioni del paese, le signore del gruppo del laboratorio degli adulti, il gruppo Foro, la banda musicale, l'SOS Nurli e tutte le altre associazioni del paese. Grazie davvero a tutti quanti. Uno scrittore moderno ha detto che nessun uomo è un'isola e la parola di Dio ci dice che non siamo fatti per la solitudine. In questi anni posso dire di non essermi sentito solo, ma di aver avuto nella vostra amicizia un grande aiuto. Per questo trovo importante dire a tutti ancora un grande grazie. Voglio anche ringraziarvi per il sostegno economico dato alla comunità in questi anni in cui ne sono stato amministratore, particolarmente per la realizzazione del restauro della casa canonica e del salone parrocchiale ancora in opera. Per queste due opere voglio anche ringraziare in modo speciale Danilo Azzeni, che gratuitamente ne ha realizzato la progettazione. Permettetemi anche di ringraziare la mia famiglia e di chiedergli scusa per le tante pene che gli do. E da parte loro vi ringrazio per averli fatti sentire sempre come a casa loro. Ci sarebbero troppe persone da ringraziare in particolare. Per non dimenticare nessuno, sentitevi ringraziati tutti dal profondo del mio cuore per ogni piccolo gesto compiuto nei miei confronti, a partire da chi mi ha aperto casa sua e mi ha offerto un pasto caldo, per arrivare a chi mi ha dato un bicchiere d'acqua fresca. Sappiatelo, dice il Signore nel Vangelo, chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Il Signore vi ricompensi davvero di tutto quello che avete fatto per me. Un vecchio dello scout dice: prova a lasciare il mondo migliore di come lo hai trovato. Spero in questa mia esperienza tra voi di lasciare questo luogo un po' meglio di come l'ho trovato, e non solo il luogo esteriore, ma soprattutto il cuore di ciascuno e la comunità tutta. Voi di certo avete migliorato il mio cuore e la mia vita. Grazie davvero di cuore. Voglio però concludere ringraziando 3 persone speciali che ho sentito con me sempre. La prima è la nostra gloriosissima Santa Rosa. Prima di venire qui non la conoscevo. Ora posso dire di aver sperimentato la sua potente protezione. A te, o Santa Rosa, la mia devozione per la tua francescana purezza e per il tuo coraggio evangelico. Il nostro grande e glorioso patrono San Michele Arcangelo, potente contro il nemico infernale, è stato protezione costante in tutti questi anni. Continuate a pregarlo, come abbiamo fatto ogni giorno al termine della Santa Messa, e a sentirlo sempre di più come patrono di questa bella comunità. E dopo San Michele potevo desiderare per una nuova parrocchia solo la più grande fra tutte le creature, ed è a lei, l'Immacolata, che spero di avervi insegnato ad amare ancora di più, che rinnovo la mia consacrazione al suo cuore adorabile, mio rifugio continuo. A lei ancora una volta insieme vi invito a rivolgere la nostra preghiera con la preghiera che trovate nel cartoncino.
Maria, aiuto dei cristiani.